Quest'oggi io e Davide stiamo pedalando a Venezia. Siamo alla Pavé, l'evento organizzato dalla Velostazione che permette di circumnavigare la laguna di Venezia e fare un spettacolare rientro con traghetto da Punta Sabbioni. Siamo partiti circa da un'oretta o poco di più. Siamo vicini a Quarto d'Altino, adesso stiamo costeggiando il Sile e proseguiremo. Noi faremo il percorso lungo, quindi circa 140 km in tutto, fino a Punta Sabbioni 120 circa. 2 soste, non so di preciso dove. Stamattina insomma siamo partiti, abbiamo al Parco San Giuliano fatto il check-in, diciamo, ci hanno dato una barretta, un paio di calzini e i buoni per le soste e il buono per ritirare il pacco gara alla fine. Intanto ci hanno dato dei calzini e non si sa mai, se finisci dentro in laguna te li puoi cambiare. La giornata promette bene, temperatura perfetta, c'è il sole, al pomeriggio magari mettono un po' più brutto ma verso la montagna. Noi abbiamo come tempo limite le 4 di pomeriggio che dobbiamo essere a Punta Sabbioni per prendere il traghetto, se no non torniamo. Primo ristoro fatto, banana, barrettina e acqua. Adesso ripartiamo, noi per il giro lungo, gli altri per il corto. Forse non so se abbiamo capito bene, ma il ristoro dopo sarà di nuovo qua, cioè ripasseremo, vediamo dopo. Dopo circa 10 km adesso stiamo costeggiando il Piave lungo un bellissimo percorso battuto in ghiaino, molto scorrevole, molto veloce, veramente un posto fighissimo. Finora il pezzo che mi è piaciuto di più al momento. Ecco, probabilmente adesso abbiamo incrociato delle altre persone con cartellino Pavé e non capivamo se eravamo giusti noi oppure no, ma probabilmente per tornare indietro si va sull'altra sponda. Bello, bellissimo pezzo. Là c'è un altro ponte sulle barche. Allora, abbiamo finito il tratto in single track e confermo al momento il pezzo che mi è piaciuto di più, non tanto ovviamente per i panorami, eravamo in mezzo al bosco, ma perché era molto scorrevole. No, destra. Molto scorrevole, divertente, qualche pezzo un po' tecnico, non da tutti magari, ma molto divertente. L'unica magari appunto ok, la manifestazione è senza supporto, ma magari qualche freccia sarebbe utile, perché io sto usando l'orologio non è cartografico, quindi non ho una cartografia di base, ho solo la traccia da seguire quando ci sono dei bivi molto vicini o curve che non sono magari proprio 90 gradi ma sono leggere. Inizia a essere un po' più difficile capire qual è la parte giusta, poi magari se anche si corre è un po' difficile, quindi lo so che non è facile, ma magari qualche freccia sarebbe apprezzata. Ora torniamo ad attraversiamo il Piave su quel ponte e torniamo verso la zona dove abbiamo fatto la prima sosta, per poi tornare giù verso la laguna dove c'è il sole, mentre in montagna
sembra essere un po' peggio, però noi andiamo di là, quindi siamo a 70 km, abbiamo fatto la seconda sosta, secondo ristoro e adesso partiamo verso Jesolo. Il tempo sta un po' peggiorando, si è annuvolato verso la montagna, magari piove, non lo so, mentre giù verso il mare è sereno, per cui immagino adesso faremo un paio di chilometri così un po' nel grigio, ma poi dovrebbe tornare il sole. Come temperatura è perfetta, si pedala benissimo, veramente una giornata splendida. Dopo 90 km siamo arrivati a Jesolo, abbiamo fatto una piccola deviazione per andare a trovare un amico di Davide. Adesso abbiamo incontrato altri amici di Davide, stiamo andando verso, immagino, Jesolo Lido o comunque verso il mare. Abbiamo preso una strada asfaltata, adesso diventa di ghiaia, abbiamo fatto tantissimo sterrato e mi è piaciuta un sacco questa cosa perché siamo stati veramente quasi sempre fuori dai centri abitati, lungo argini, stradine, sterrati, davvero una gran bella traccia. Adesso mancano una trentina di chilometri, come orario ci siamo, anzi arriveremo anche un po' in anticipo, perché dicevo il traghetto è alle 4, quindi adesso andiamo con calma verso Punta Sabbioni. Stiamo ormai pedalando da almeno un 10 minuti, un quarto d'ora sulla questa ciclabile nuova a sbalzo sulla laguna che ci sta portando a Tre Porti o Cavallino. Siamo quasi arrivati, mancano arrivati all'imbarco. Sarebbe ancora la deviazione per Lio Piccolo, adesso vediamo se farla oppure no. Forse andiamo io e Davide, che mancherebbero da traccia ufficiale, mancherebbero 15 km all'arrivo, di tempo ne abbiamo, adesso vediamo cosa fare. Alla fine, visto che avevamo tempo, siamo venuti fino a Lio Piccolo e anche un po' oltre. Davide mi ha portato fino a dove finisce la strada, c'è un agriturismo praticamente, poi lì la strada muore. Siamo praticamente in mezzo alla laguna, è davvero molto bello. La strada è chiusa al traffico oggi, quindi è tutta per ciclisti e pedoni, è un posto veramente fighissimo. Ora ritorniamo, passiamo Lio Piccolo e poi siamo a Cavallino e all'imbarcadero.
Allora, dopo circa un'oretta di navigazione più o meno siamo arrivati al tronchetto, siamo scesi, siamo saliti per ultimi, scesi per primi e adesso andiamo verso Mestre per gli ultimi 10 km circa. Allora, abbiamo finito il giro dopo qualche birretta per reintegrare e adesso dobbiamo anche capire che strada dobbiamo fare per uscire dal parco. E abbiamo finito, è stato un bel giro, molto bello, a me è piaciuto un sacco, soprattutto una parte lungo il Piave, bello, molto bello. E quindi giro promosso, grande organizzazione anche qui. Alla fine adesso stiamo per ripassare alla festa, c'è un po' di festa, c'è birra, panini, passiamo sotto il traguardo. Dicevo, un bel giro, organizzato molto bene, 2 ristori per il giro lungo, traccia perfetta, come dicevo prima, magari qualche freccia nei tratti un po' più incasinati, però alla fine magari un po' seguendo gli altri e fermandosi e tornando indietro si risolve e non ci si perde. Sotto il video in descrizione ti lascio il giro su Strava e magari se mi ricordo, se riesco a caricarlo sul Drive e a condividere il link, te lo lascio linkato sotto in descrizione del video, quindi vai lì e eventualmente se vuoi fare il giro lungo, circa 120 km fino a Punta Sabbioni. Poi ovviamente bisogna vedere se ci sono dei traghetti, se si può fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Oggi avevamo un traghetto dedicato per tornare a Mestre, a Venezia, Tronchetto. Bene, allora spero che questo video vlog ti sia piaciuto. Come al solito tutte le informazioni sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Davide non saluta.